Forse sono in pochi a sapere che Sammy Basso la sua tesi di laurea l'ha scritta in veneto e poi in italiano. Se la lingua veneta, il dialetto, ottenesse il riconoscimento come lingua minoritaria, l'Europa, da sempre così sensibile, stanzierebbe dei contributi, come del resto nel caso delle altre 12 lingue in Italia riconosciute, fra queste il ladino, il friulano, il sardo. La messa potrebbe essere officiata in dialetto con un messario scritto in dialetto. In consiglio comunale si potrebbe parlare dialetto, come pure redigere testi ufficiali e atti pubblici. Del resto il Veneto qui da noi è lingua più che mai viva. Ed eccolo Sammy diventare testimonial in prima persona in un post di ieri. Ciao a tutti, sono a casa mia, sotto l'egida del Serenissimo e del San Marco, e sono a prepararmi per andare in comune, perché tutti i veneti possono andare nel proprio comune di residenza e andare all'ufficio anagrafe elettorale. Per far questo, firmare affinché venga riconosciuta la nostra lingua, la lingua veneta. Una lingua importantissima perché ha migliaia di anni e si sta in lingua franca per tanto tempo, e dopo la nostra cultura va preservata. Mi raccomando, tutti quanti, farlo. La raccolta è iniziata il 1° aprile e a tutt'oggi conta quasi 15.000 firme. Al 30 settembre le firme dovrebbero arrivare a 50.000 perché Roma discute di una lingua, il veneto, che addirittura l'UNESCO ha già riconosciuto, definendola lingua a rischio o vulnerabile.